Fino al 4 marzo è possibile visitare a Capesaro la mostra dell'artista veneziano di fama internazionale Giorgio Andreotta Calò. La mostra, Scultura a lingua morta, è un'esposizione in cui attraverso le opere più significative realizzate in oltre 20 anni di lavoro, Andreotta Calò si pone in dialogo a tu per tu con la scultura di Martini e con lo scritto che nel 1945 definiva la scultura ormai incapace di parlare. La mostra cerca di rifare un po' il punto, insomma, in questo momento. Un altro, diciamo, step di un percorso che è durato 10 anni, perché la prima mostra sulla scultura che ha avuto questo titolo, che ha ripreso il titolo dello scritto di Martini, è stata nel 2014 in Olanda, tra l'altro a Rotterdam, dove avevo esposto un ciclo di lavori inediti. Per esempio le meduse per la prima volta sono state esposte in quell'occasione, come i carotaggi, come il lavoro sulla forma della conchiglia. Alcune forme sono state ripresentate in queste mostre in una loro lenta modificazione, sviluppo e metamorfosi. Questo è evidente soprattutto nei lavori delle clessidre che io ho iniziato a fare quando ero studente in accademia, quindi è la stessa forma che si è evoluta nell'arco di più di 20 anni. Avevo iniziato a farle in legno, poi quando mi sono trasferito in Olanda ho avuto una borsa di studio per finanziare anche una fusione, e grazie alla fusione a Cera Persa è stato possibile anche replicare delle forme in legno in più elementi uguali e speculari, e quindi è nata questa forma palindroma sostanzialmente. E poi comunque il trasferimento in questo materiale incorruttibile è anche una possibilità di cristallizzare un tempo in qualche maniera, quindi queste clessidre sono contemporaneamente dei lavori concettuali oltre che formali, perché racchiudono in questa forma di strumento di misurazione del tempo anche il concetto stesso che governa la realizzazione dell'opera. E parla nello specifico del confronto con l'opera di Martini. In questo caso qua invece era interessante mettere in dialogo queste due teste, che sono entrambe due teste di Medusa, una in legno, l'altra è in bronzo, però la matrice da cui sono partito è una matrice in legno.